I primi di maggio apriamo da Bassano Ovest a Montebelluna, 35 km. E vi annuncio anche che se oggi qualcuno, ma non lo farà nessuno perché non potete, ma virtualmente uno di noi decidesse di entrare in auto, arriva fino a Treviso, perché ormai il sedime c'è tutto. Quindi noi confermiamo le aperture che avevamo detto. Dai primi giorni di maggio, dunque, gli automobilisti potranno usufruire della superstrada pedemontana veneta anche nel tratto Bassano Ovest-Montebelluna. I lavori di costruzione della grande infrastruttura iniziati, lo ricordiamo, nel 2011, proseguono anche se con qualche intoppo dovuto nell'ultimo periodo all'emergenza Covid e allo slittamento nelle forniture di materiali. Ora sono pronti altri 35 km dei 94 totali dell'opera. Mancano gli ultimi dettagli tecnici, le verifiche, i collaudi finali e poi saranno finalmente spostati anche questi blocchi di cemento che attualmente sbarrano il passaggio ai veicoli verso il Trevigiano. Sentite, noi lo dicevamo, nel 2021 si apre la pedemontana, ci sarà il problema dei 6 km della galleria di Malo. Questa sono 6 km. Pedemontana è la più grande opera oggi in cantiere in Italia. 2 miliardi 258 milioni di opere. E a proposito della Galleria di Malo, giovedì mattina verrà completato lo scavo della Galleria Nord da Vallugana in direzione Treviso, che pone fine anche ai disagi dei cittadini per rumori e vibrazioni. Della galleria rimane da ultimare lo scavo della parte di Castel Gomberto, 790 metri nella canna nord, 1190 nella canna sud.